Oggi parliamo in conferenza stampa della riforma del sistema delle Camere di Commercio, una delle ultime riforme volute dal governo Renzi. Una riforma molto dolorosa più che per le Camere di Commercio, direi per il territorio, perché vengono tolte risorse al territorio, cioè siamo di fronte ad un taglio del 50% delle risorse, che implica quindi che il sistema non può più fornire i servizi che offriva prima alle imprese. Abbiamo la spending review che trascina, si può dire proprio con questo verbo, i soldi letteralmente verso Roma, quindi vanno via milioni, decine, centinaia di milioni verso la capitale e quindi sul territorio rimangono meno competenze, ma come se non fosse questo bastante, purtroppo anche la capacità di autogovernarsi diminuisce, perché in questa riforma c'è un forte accentramento di tutti i vari livelli di governo a livello centrale, quindi viene tolto anche il controllo e anche una certa competenza che avevano le regioni e comunque i territori. Quindi non è solo un fatto di denaro, ma proprio un fatto culturale, il tentativo di costantemente accentrare, che vediamo che alla fine non porta frutti, perché il debito pubblico sta dall'altra parte aumentando molto. Dal lato invece diciamo più positivo dobbiamo dire che le Camere di Commercio da questa riforma non è che vengano portate via troppe competenze, ma permangono molti problemi che per esempio le Camere di Commercio tramite le unioni regionali, tramite l'Eurosportello hanno portato tanti denari dall'Europa, vinti tantissimi progetti a favore delle nostre imprese, a favore degli enti della regione. Ora tutta questa cosa qui potrebbe cadere, potrebbe esserci il rischio che la mancanza di risorse impedisce di avere dei bravi tecnici per poter vincere i progetti, per poter trascinare risorse quindi dall'Unione Europea verso il territorio. Questo è un ulteriore grave danno. Oggi abbiamo un incontro con il Presidente nazionale di Union Camere Lobello e con il Segretario Generale Giuseppe Tripoli circa il tema della riforma del decreto pubblicato dal Consiglio dei Ministri, la bozza di decreto pubblicata dal Consiglio dei Ministri. Come sistema veneto delle Camere di Commercio ci siamo incontrati da presidenti e abbiamo presentato delle proposte migliorative al testo finora concordato tra le parti. Riteniamo che questo incontro sia utilissimo, chiediamo con forza che Union Camere Roma ci ascolti, che accetti le nostre proposte, che le discuta e che faccia in modo di portarle al tavolo del governo. Ma questa visita del Presidente nazionale ne avevamo discusso in Comitato di Presidenza in Union Camere a Roma, dove aveva preannunciato una uscita in tutti i territori. Non a caso ha scelto il Veneto perché è stato, direi, anticipatore della riforma. Qui abbiamo la fusione di 2 Camere di Commercio, quindi di 4 province, da 7 Camere siamo passati a 5 e al di là dei campanili siamo riusciti proprio a anticipare la legge. Credo che questo sia lungimirante e in prospettiva di questa nuova mission che avrà la Camera, oggi con il Presidente affrontiamo varie tematiche. Per quanto riguarda la riforma delle Camere di Commercio, io sono assolutamente a favore sul fatto che vengano fatte le riforme. Sono un imprenditore e quindi sono convinto che è giusto che ci siano le riforme. Quello che però manca da parte del governo, ed è quello che stiamo soffrendo, è che fa delle riforme solo per cambiare qualche cosa, senza entrare nel merito delle questioni. E in particolar modo nella riforma che sta approvando e che ha appena approvato relativamente alle Camere di Commercio non ha tenuto conto dei territori, non ha tenuto conto delle differenze che ci sono tra alcune realtà del nord rispetto al sud. Io rappresento la Camera di Commercio di Verona, che è una realtà molto attiva e molto forte, che verrà penalizzata fortemente da questa riforma. E quindi questa scelta da parte del governo di applicare delle riforme, ma senza entrare nella specificità e nel merito di quello che effettivamente deve portare alla riforma, quindi un miglioramento, oggi secondo me è assolutamente negativo.